Oltre il 30% di visitatori in più per Orto Giardino, la fiera dedicata ai fiori, ma anche a frutti, architettura dei giardini e alla cucina. Tra gli eventi in programma per cucinare, molta partecipazione per l'evento con Lady FVG all'anagrafe Tiziana Bellini, una donna che ha vissuto molti anni all'estero, Londra e Tenerife, per poi tornare in Italia, Abruzzo prima e infine il Friuli Venezia Giulia, seguendo il richiamo forte delle radici. A Orto Giardino Lady FVG ha parlato dei Chiarsons di Guri. E chi è Guri? Guri è il personaggio principale del mio romanzo fantasy, che parla di Friuli, di friulanità, della nostra cucina e dei folletti che popolano il nostro folklore. Quindi oggi sarà un'esperienza gustativa sicuramente, perché assaggeremo dei Chiarsons e in più parleremo di tutto quello che c'è dietro ai Chiarsons, le leggende, la narrazione e la cucina popolare friulana. Se lei dovesse dire in poche parole che cos'è il Friuli Venezia Giulia e che cosa sono i sapori del Friuli Venezia Giulia, ecco, come lo descriverebbe? Il Friuli Venezia Giulia, se guardate un attimo la cartina geografica in maniera molto ampia, è al cuore dell'Europa. È sempre stato un incrocio di sapori, di conoscenze, di commerci, e ha saputo inglobare tutto ciò che è passato sul nostro territorio. I Chiarsons ne sono un esempio veramente lampante, sono dolci, sono salati, sono speziati e hanno saputo far crescere insieme tutti i sapori che passavano da questa terra. Non solo, ogni piatto racconta la nostra storia e i Chiarsons sono veramente uno di questi.